Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Siamo qui, 37esima giornata di Serie A, ragazzi, valevole per il posto in Champions League. Sappiamo che la Juventus ieri ha vinto un po', sappiamo come ha vinto. Vabbè, ma oggi, ragazzi, non ci sono scusanti, bisogna vincere noi per riprenderci quello che è un nostro. Diciamo, abbiamo tutti quelli che è un nostro. Terzo posto, adesso un nostro, voglio non ci stanno storie. Un quarto posto, un terzo posto, buonanotte. L'Atalanta, complimenti all'Atalanta che è già in Champions, meritatissima. Stasera gioca il Milan. Qualora il Milan vince contro il Cagliari, anche il Milan va in Champions League. Noi dobbiamo vincere questa e anche la prossima per essere sicuri anche noi in Champions. Ma fai fuori la Juventus in poche parole. Ciao Andrea, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Robe da matti ieri sera. Abbiamo toccato il fondo con Quadrato che è compagnia. Lo so Andrea, è così. Camma fa. Amma vince. Oggi dobbiamo solo vincere. Sempre se non ci condizionano la partita, se non danno un episodio a favore dei Viola, perché solo così possiamo perdere, secondo me. Buongiorno Pasqua, buongiorno. Tutto già scritto, è una vergogna, sono d'accordo Andrea, già si sa, ma io l'ho detto. Forza Osimhen, sempre. Rosario, facciamo il segno della croce, speriamo bene con questi arbitri. Infatti, lo sai, quello che dicevo io temo questa partita per l'arbitraggio, capito? Andrea, Quadrato è il mio primo calciatore al mondo a far fallo per procurarsi un rigore. Mamma mia. Ragazzi, intanto lasciate like, condividete la live con i vostri amici, i vostri parenti e tutti quanti, mi raccomando. Vai Napoli, vai, schiattiamo la capo, vai. Oh. Ragazzi, se non l'avete fatto mettete like, per piacere, grazie. Intanto comincia a condividere. Che senza mettere un like qua non ci vede nessuno. Cominciate a mettere like, condividete. Io sono positivo oggi, vinciamo. Speriamo bene, dai, speriamo bene, Pasqua. È bene essere positivi, quello sempre, però è una partita brutta, partitaccia. Ma invece non ne parlate del rigore dell'Inter, dell'espulsione di Betancourt. Vabbè, l'espulsione di Betancourt è un po', diciamo, è stata un po' condizionata la partita dall'espulsione, sì. Però il rigore finale, Vitto, dai, il rigore finale, chi il Quadrato va a cercare il piede di Brozovic, so vero proprio. Dov'è il fallo lì? È fallo per l'Inter, è una punizione, non è il rigore per la Juve, dai. Diciamo la verità. È vero che Betancourt cioè l'arbitro quando butta Betancourt fuori rovina una partita, però dai, quel rigore lì è scandaloso. Andrea, col 2-2 oggi eravamo belli tranquilli, giusto, potevamo anche perdere, andare in Champions ugualmente, ma la Lega Calcio vede vergogna. Ciao Luisa, se vinciamo questa vittoria è buonissima, è giusto, dobbiamo vincere a Firenze. Lo sai, ieri al di là degli episodi Inter vergognoso, un tiro in porta in 90 minuti. Sì, proprio Spencer non ha giocato proprio. Se finisce 6-0 per noi, magari Pasqua, possiamo fare un'altra volta. Luisa, non farti inclusioni, oggi è già tutto scritto. A me uno che mi fa paura è Vlahovic, ma è normale, ma tanto si sa come va a finire. Speriamo di no, come fanno a trattare però. Dopo 1000 discussioni il Napoli può solo vincere, deve solo vincere per centrare. È quello che fa paura anche a me, Andrea. Ragazzi, lasciate like, mi raccomando. Ho detto rigore per l'Inter, non era per la Juve, che non c'è. Il rigore per l'Inter, quello sul Lautaro, dicevi. Sì, un po' generoso quel rigore lì, devo dire la verità, anche quello un po' generoso, ma tutto l'arbitraggio in sé è stato sbagliato in quella partita. Però Vitto, era un pareggio, quella partita era da pareggio, quel rigore nel finale non ci azzecca niente, va fatto vincere, cioè alla fine va fatto vincere la partita quel rigore, capito?
Per quello io critico tanto, non tanto l'episodio in sé di tutta la partita, ma quello è l'episodio chiave dove va fatto vincere la partita e va fatto mettere quarti in classifica, capito, Vittorio? Ciao Rino, un bacione e forza Napoli, grande Rino. Speriamo di vincere, va. Speriamo di vincere. Speriamo di vincere. Speriamo che ci fa male a chi si cala. Il Napoli giocano Meretti in porta, Manolas, Rachmani, Di Lorenzi, Sa in difesa, Bakayoko e Fabian in mediana, Insigne, Zielinski e Politano dietro ad Osimhen. Cioè Mertens parte dalla panchina e anche Lozano. Giocano Politano e Insigne sulle fasce. Come prima punto Osimhen. Dietro ad Osimhen gioca Zielinski e non Mertens, ragazzi. Alla mediana non gioca Demme, che non c'è Demme, e gioca Bakayoko insieme a Fabio Ruiz. Speriamo che Bakayoko gioca bene come nelle ultime partite e non faccia cazzate che ha fatto in tutto il campionato, praticamente ha fatto cacà. L'ultima partita ha giocato bene e speriamo che sia quel Bakayoko lì. Giusto mette Politano, secondo me, che è Lozano, perché Lozano ancora non l'ho visto al meglio. Demme comunque è banchina, magari nel secondo tempo può entrare, può darci più equilibrio. Mertens è in banchina, Lozano pure, sicché abbiamo ottimi ricambi qualora ci serve un rincalzo nel secondo tempo. Andrea, visto Rino ieri sera che bella frittata ci hanno servito. Vinci per noi gonfi alla rete, vai Napoli, forza Napoli. Oggi Mazzoleni chiude il cerchio, mandiamo le zebre all'inferno. Vai Ciruzzo, vai, segni tu, te traserà la panchina. Ciao Riccardo, come sta andando? È iniziato ora, è iniziato. Sono senza vergogna, parlano di Betancourt. Sono arrivato ora e buon pranzo a te Riccardo, grazie di essere qui. Ragazzi, vi invito come sempre a lasciare il like per essere sempre di più. Ragazzi, così almeno si collega altra gente e ci divertiamo tutti insieme per il nostro Napoli, sperando che sia un risultato a favore nostro, ovviamente. Vittorio, tanto la Juve non ci va in Champions, di cosa avete paura? Comunque buona la frittata. Vittorio, tanto ci va la Juve in Champions, stiamo a sentire a me, si ripete tutto quello che era scritto come era stato nel 2018, uguale, finisce uguale. Anzi, oggi pareggiamo, non vinciamo, cioè non perdiamo, ma nemmeno, secondo me pareggiamo. Corner faccio una rata, speriamo di vincere, però mi puzza un po' sta partita. Vacanze e i programmi per il domani. Allora, in tutto questo Comiso ha detto che bisogna fare una statua ai Iachini per come ha condotto la stagione, poi è stato mandato via, richiamato, ma sempre ha avuto concentrazione e sapeva dove doveva arrivare. L'obiettivo è stato raggiunto e secondo me ha trovato anche la quadra dell'ultimo periodo, perché i risultati sono buoni, interne consecutive. Ha un Vlahovic straordinario, ma Vlahovic bisogna... Vai Victor, facci un gol, anzi due, capita, portiamoci sta vittoria a casa, mangiamoci la bistecca, mangiamoci bella cruda, senza riscaldarla. Siamo in live con Napoli, Pucci, mio caro Puccino, in deronghi sono, i deronghi nati sei palloni. Ti voglio bene, fra, in bocca al lupo e forza Napoli sempre. Anzi, capita, portiamoci sta vittoria a casa, mangiamoci la bistecca, mangiamoci la bella frutta senza riscaldarla. Siamo in live con Napoli, Toro, Napoli, Pucci, mio caro Puccino, sono gratissimo. Voglio bene, fra in bocca al lupo e forza Napoli sempre. Victor, vai Victor, faccio un gol, anzi, capita, portiamoci sta vittoria a casa, mangiamoci la bistecca,
futuro è la penultima domenica di questa stagione di Serie A, però i soldi dicono grandissimo poi per fare bocca al lupo e forza Napoli sempre. Vai Napoli! No. Occhio, i Juventini ieri hanno rubato, giustamente Angelo. Andrea dice no, non erano molli perché col pareggio eravamo in Champions e invece adesso siamo qui. Ciao Marco, saluto il mio amico Marco, un bacione. Dice a te Marco, forza Napoli, sempre forza Napoli, al di là del risultato e dell'arbitraggio di ieri e tutto cosa, anche se dovessimo perdere, Cornander. Andrea, ottimismo, dai su, dipende da noi, se noi diamo possibilità alla Viola non ci sarà arbitraggio che tenga. Rino, l'Inter a campionato già vinto, cosa doveva fare? Lorenzo, ciao Lorenzo, oggi perdete. Mai. Okay. Noi ha venuto a gufo, vediamo quanti falli ci fischia a favore. A parolaccia. Alessandro, un pareggio ci stava tutta la vita. Giustamente, Vittorio, forse io la vedo da non di parte come voi, ma ora il Napoli con l'Atalanta è la squadra più forte e in forma. Però mai dire mai, Vittorio, le partite, ogni partita è a sé, capito? La Fiorentina in casa rompo un cazzo, dici ma che cose come stanno? La Fiorentina in casa cioè non la batti facilmente, no? Devi sudare per vincere questa partita. Beh, Alessandro dimostrato di meritare il primo posto in classifica. Rino, almeno quello, sì, doveva fare una grande partita, ha fatto un utile in porta l'Inter. Rosario, è vero che non c'aveva più obiettivo, però che cazzo. Rosario, Alessandro onorare lo sport, ecco cosa doveva fare l'Inter. Giusto, questo Rosario. Sto mangiando un po' di pasta, pollo e patate. Grande, Ricca, grande. Buon appetito, Ricca. Alessandro Rino, l'Inter ha meritato di stare in testa, ha vinto lo scudetto con 5 giornate d'anticipo. Sì, giustamente l'ha meritatissimo lo scudetto. Però mi aspettavo un'altra prestazione contro la Juventus, non una prestazione di quel genere, cioè ho fatto un utile in tutta la partita, un po', cioè un po' vergognoso. Poi stavano lì passeggiando a passare il pallone, perdere tempo. Buonanotte, che suonatura. Avevano pure l'uomo in più per un bel tratto della partita, capito? Sta per cominciare la partita, voglio sta per cominciare la partita. Eccola, inizia ora la partita, vai Napoli, vai, schiattiamo la capa Napoli, vai. Vai Napoli, vai. Ma poi non perdevano da novembre, figurati cosa ne importano che hanno perso una dopo 6 mesi. Ciao Sergio, in bocca al lupo per la partita e forza Napoli sempre. Ciao Sergio. Comunque sono contento per la Fiorentina che si è salvata, perché comunque vivo in Toscana e mi fa piacere. Rino, Alessandro, l'Inter non ha espresso un grandissimo gioco e con noi ha pure sofferto. Se noi avessimo avuto gli infortuni che abbiamo avuto, non so come sarebbe andato a finire. Di niente Sergio, niente. Vai Napoli, vai. Partitaccia oggi, rispetto per la Fiorentina perché è una squadra ostica, poi c'è quel Dusan e tanta roba oggi sfida fra Dusan e Victor, Vlahovic e Osimhen. Vlahovic è tanta roba è tanta roba. Perché lui non è solo gol, ma nel far risalire la squadra ha fatto una grande stagione, perché tante volte la Fiorentina si difende molto bassa, con lui riferimento anche ogni volta riesce a proteggere molto bene la palla e fa vedere il suo punto. La Rubena di Allegri giocava male, sicuramente lottavamo per lo scudetto se avevamo i titolari anche nel periodo centrale di campionato. Questo non lo so, però ti posso dire Alessa che secondo me il secondo posto non ce lo toglieva nessuno. Almeno secondi dietro l'Inter arrivavamo, secondo me. Vai Politano, vai, mangiati il fallo. Grande Napoli, vai Napoli, mangia macini.
Vai Napoli, vai! Vai Napoli, vai! Andando verso il fondo del campo. Però gli era andato bene. C'è comunque la mano di Martín Cáceres sulla spalla di Politano. Forse il difensore uruguagio si aspettava di scherzare sul mancino della giocata tipica di Politano, invece ha credito il fondo e ha preso questo calcio di punizione. Dai, su ragazzi, su, vinciamo questa partita, dai. Subito sblocchiamola subito, dopo 3 minuti, vai. Punizione, Politano. Chi mi dice, da Juventino ti dico che spero che non vada in Champions, non la meritiamo. Grazie Kimi, grazie mille. Ecco, rispetto per gente come te, perché almeno è obiettivo, onesta, almeno una persona onesta, sei una persona onesta. Speriamo, ma non sarà facile sta partita. Deve parlare del Manciano. Fino a farlo soprattutto a visto con i protagonisti, ovviamente ci sono anche le telecamere a scansione. Vai Napoli, vai Bakayoko, una bella testata. Di niente Kimi, di niente. Vai, mamma mia Bakayoko, a reitti che io con Bakayoko perché è lungo, però non ha centrato la porta. Ci è andato un po' sbilanciato. Lascia più spazio sulle zone esterne, ma più bravo a intervenire, non era neanche facile. Il portiere della Fiorentina è di San Felice al cancello, magari è pure tifoso del Napoli e ci fa qualche regalino, magari. Ma perché? Chi c'è in porta alla Fiorentina? Chi c'è? Chi c'è? Terracciano? Chi c'è? Sì, c'è Terracciano, sì, Terracciano. Magari. Prendersi qualche metro Insigne, ormai si appoggia la mano all'asse. Giuseppe indica la strada il capitano con Giuseppe Eusebio che inaugura il giro palla difensivo di Lorenzo. Sì, Terracciano, ho letto. Rino, grazie. Ali 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 Napoli Ali 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 Napoli Ali 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 Napoli Ali Siglia per lui gonfia la rete segna per lui gonfia la rete. Vai boh, fallo. Aia ripartenza brutta questa. Bravo Di Lorenzo, bravo Napolitano, grande Matte, vai Osi, te l'hai allungato troppo, va bene. Ciao Freses, buon pomeriggio e forza Napoli Freses, ciao amico mio. Se l'hai allungata troppo si vende. Mamma mia. Ciao Ernie e forza Napoli sempre. Grande Ernie, grande. Molto avanzato, la Fiorentina si difende abbastanza bassa, pronta però subito a ripartire. Hanno sbagliato Castorina, mi sembra in passaggio, ma la ripartenza è stata buona. Ancora Vlahovic, anticipare Manolas. Ribéry sistema il pallone per Biraghi che lo ridà al numero 7. Di fronte a lui Di Lorenzo. Dai, cazzo. Su fallo. Questo inizio di partita non vuole farsi credere che si cattiviscano la partita, quindi adesso viene fischiato. Sistema pulisce il pallone, il cileno Eric Pulgar e arrivano tutti e tre i colpitori di testa della difesa viola. Biraghi tocca per Pulgar che può andare al cross in movimento teso, Milenkovic stacca e gira. Inizia anche Andiamo Meret. Andiamoci a piacere con un nus. Buongiorno Federico e benvenuto. Ciao misera, vai Napoli, vai Fabiano. Bel pallone, vai Victor. Mamma mia, vabbè. Oh, mamma mia.
grande Napoli, spaccammo la capa. Facciamo la scipazza, facciamoli scipazza. Facciamoli scipazza. Facciamoli pazzi, pazzi, pazzi. Sì, è stato bello perché Fabian Ruiz portava la palla, portava e aspettava il movimento di Smith che è arrivato. Vai Victor, Pucci, mio caro Pucci, del Rughi, sono grandissimo. Voglio bene, fra in bocca al lupo e forza Napoli sempre. Facciamo verso la porta, però la palla messa dietro il terzino. Erano Di Lorenzo e Zielinski che vede il pallone in campo, 1-1 con Biraghi, cerca il cross a rimpallo sul numero 3 della Fiorentina, secondo corner per il Napoli. E anche Zielinski è un giocatore che varia molto per il campo, no? Grandi qualità tecniche, parte in fase difensiva nella zona centrale, però quando la squadra palla si muove molto, va a destra, va a sinistra, sa riconoscere bene gli spazi dove ricevere palla e fare qualcosa di Sul sinistro Politano, quindi parabola verosimilmente a rientrare. Che non si alza, prova di inserirsi in Rachmani. Mannaggia, miseria, mannaggia. È rimasto fuori dall'area di rigore. Contro Fabian Ruiz. La rimessa laterale non è sua. Praticamente Manolas sale sulle palle native e si torna a blocco. Se Vlahovic rimane alto, allora il centrale greco si ferma. Chiaramente è giusta come situazione, perché Vlahovic è molto bravo quando salire quella squadra sulla cima, quindi sicuramente lui rimane, Manolas rimane troppo per evitare che non lo possa fare. Nervoso Osimhen nei confronti del direttore di gara, il fallo del centravanti nigeriano con Milenkovic che continua a dover lavorare molto su lui. Osimhen che è diffidato, dunque eventuale cartellino giallo lo toglierebbe dalla partita conclusiva con l'Hellas Verona. Cerca di tenere bassa la temperatura. Osimhen è stato calmo. Per questo giocatore per l'ultima partita, perché nei 3 mesi in cui hanno giocato tra fine novembre e fine gennaio e sono tante. Siamoci calmi. Ha preso invece da quando è sempre in campo. Ciao Enrico, forza Napoli, dai. Attenzione. Sono ancora incazzato per ieri, quei ladri godono lo scudetto e il nostro cucito sulla nostra maglia. Vabbè, ladri. Partita un po', quella partita è stata condizionata proprio. Lasciamo stare. Pensiamo a fare risultato noi, va? Ora bisogna vincerla solo noi. Di Lorenzo, Zielinski, c'erano però linee aperte, allora deve avere pazienza di Napoli. Guarda i tre centrocampisti della Fiorentina molto larghi, perché Bonaventura, Civisani qua a destra, e dall'altra parte Castrovilli, uscire su Di Lorenzo, l'altro terzino, quindi chiaramente i tre si allargano molto per fare queste uscite. Vai! Vai Di Lorenzo! Mamma mia! Guarda la Ribéry, mannaggia miseria. Scenario offensivo per la Fiorentina, deve arrendersi, ma il pallone non lo perde. Ancora Ribéry, 1 contro 3, vince il... ma Ribéry, ma che è oggi? Con lui o fu Maradona, lo fa, ma anche i cani, o fu Ribéry lo Bayern, lo fa. Ciao Dark, puoi fare vedere? Non la posso fare vedere la partita. La posso fare vedere, Dark. Se vuoi resta qui, ma non la posso fare vedere. Ancora la Fiorentina, Vlahovic. Vai Bakayoko, bravo Insigne, Bakayoko. Vai Usai, bella per Insigne, vai Insigne, vai. Pallone per Osimhen, vai Osimhen, magnati da pezzella, vai. Saltalo, cazzo. Vai. Zielinski, mamma mia, Terracciano che parata ha fatto. Naccia miseria. Vai. Ah, cazzo. Miseria. Qua Pezzella ha sbagliato, però all'inizio dell'azione sulla palla in profondità era sull'attaccante, quindi doveva stare alle spalle, non doveva permettere di prendere palla, girarsi e puntarlo perché sono dolori, è pericoloso, quindi devi stare dietro, non farlo girare, magari fare anche il fallo. Mi te lo dico da Anderista, sono ingazzato per la vittoria della Juve perché sta quarta attualmente, speriamo per il Napoli così rosicano tutti i juventini.
Cazzo. Ora ci sarà ovviamente un confronto con il VAR. Qua perfetta la tempistica. Fuori gioco. È fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Ma anche cano, voglio cominciamo buono qua. Mamma mia. Mamma mia, Vlahovic subito. Aiuto. Occhio, occhio. Stiamo allerta, voglio. Non rummiamo perché che sei un attimo. Colin Andri, Forza Napoli, tutta l'Italia tifa per voi. Grande Colin, grazie mille. Sergio, mi ha fatto cagare sotto, mi ha fatto, Sergio, mi ha fatto proprio... Vai, oh! Mi ha fatto cagare sotto quello con le Vlahovic, meno male che era fuori gioco, meno male. Vai Fabiano, vai, allargala, bella. Vai Politano. Vai Di Lorenzo e crossala. Zielinski che porta fuori Caceres, cerca di girarsi il polacco, non lo molla il 22 viola, insiste Piotr Zielinski anche con un tunnel, non ha abbastanza campo che chiude a fondo per la Fiorentina. Stanno facendo la partita da video contro noi, ma ti rendo conto? La Fiorentina sta giocando a morire contro noi, sta facendo la partita da video stasera, oggi. Io agito questa partita la vedo brutta. Marco doveva essere gol per la Fiorentina, ma era fuori gioco, fra. Era fuori gioco, ti piaceva? Prima parlavate di pazienza del Napoli per trovare parti giuste nella Fiorentina, pazienza che non ha assolutamente generato tutto, sta continuando a dire ai suoi giocatori di accelerare il giro palla, di cercare subito gli esterni e a Osimhen di farsi trovare pronto allo scambio, di verticalizzare subito in ogni caso l'azione. Poi a Fabian Ruiz continua a chiedere di coprire di più sul centro-destra, diciamo, del Napoli, di andare a dare una mano dove tra Biraghi e Ribéry potrebbe essere pericoloso la Fiorentina. Sì, aggiungiamo anche Castrovilli perché sono loro tre, no? Abbiamo visto tante azioni, anche qualche gol che è venuto fuori dalla combinazione di loro tre, no? Poi grande Enrico, grazie, forza Napoli sempre, grazie Enrico. La Fiorentina perché gamba, giocatori di gamba. Siamo a 15 minuti ragazzi, ancora 0-0 a Firenze, all'Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina-Napoli 0-0. Pulgar. Milenkovic. Pezzella. Caceres. Ribéry. Biraghi. Caceres. Ribéry. Caceres. Ribéry. Non ha nulla da vincere, già Saba, lo so, ma è proprio quello che è spensierata di testa. O ti può fare una grande partita, o ti può fare una partita che fa cagare. In questo momento sta facendo una grande partita con il Napoli. È quello che mi preoccupa, capito? Quello. Sembra così, Ribéry. Ma che cazzo? Chiude, bravo Di Lorenzo, bravo. Dai, su, vai giù. Mannaggia, miseria, mannaggia. Una buona determinazione e un buon tempismo, no? Nella zona avanzata. Oh, non lo fa tirare, cazzo. Oh, cazzi, che te molla, cioè. Si taglia. C'era poca presenza di c'era solo un lato dentro la rete. Castrovilli è arrivato ma con leggero ritardo, non ha riuscito a intervenire sulla palla. Fabian con Gattuso che continua ad insistere sulla velocità del giro palla, sbaglia. Sono dell'Inter, ma se Napoli fa sto miracolo divento del Napoli, grande Henry. Ha perso un attimo prezioso. Sì, è vero che Venuti non gli ha dato linea di passo
passaggio, è partito subito a 1000 all'ora ad attaccare lo spazio, però non si erano chiusi gli spazi di passaggio e quindi Bonaventura poi doveva scaricare la palla, Pulgar si è avvicinato dietro, ma poi correva subito da dietro. Che cazzo. Deve passare ancora da dietro la Fiorentina. Questo è chiuso, diventa dall'altra parte, perché quando c'è tanta presenza della squadra avversaria, è proprio chiuso e è passare, quindi fare uno scarico. Guarda là, li facciamo giocare, li facciamo, porca mannaggia che l'infamità, mannaggia. Andiamo, uscitiamoci a sto cazzo di suono. Vai Manolas, vai. Spingi di Lorenzo, ma muovete però, cazzo. Vai, Fabiano. Fabian per Rachmani. gira da una parte all'altra il Napoli. Va Insigne. Ha vinto anche di Bakayoko per cercare di aprire qualche spazio in mezzo per Insigne. Manolas, Di Lorenzo. Vai, però. Fabian Ruiz. Cambia con lui Zielinski, poi Di Lorenzo riesce a Vai, però. A calcio d'angolo. Vai. Vai, no. Che ha fatto, mo? Mannaggia, la miseria, mannaggia. Che ha fatto, mo? Questo è un duello abbastanza rusticano con Biraghi. Biraghi deve fare pensare la maglia, non si fida perché è troppo evidente, poi se si va a calvare non si vede, la tirata è sempre molto pericolosa l'amministrazione. Puoi accompagnarlo, puoi tenerlo, ma la maglia anche in questo caso di nuovo non si può più fare. Ciao Mark, forza Napoli. Vai! Mamma mia. Pure Bakayoko, mannaggia. Alta. Dall'altra è alta. Salta su Pezzella, riesce a prendere di tempo anche stavolta riesce a inquadrare la porta, però bravo. 2 gol in questo campionato per Bakayoko, lui è assolutamente in crescita nell'ultimo mese, ha recuperato il tono agonistico ed è tornato a fare bene. Ciao buon signore. No, mi dispiace, non la posso poi vedere. Mi dispiace. Ci sono Ribéry, voglio. Mamma mia. Palla che scappa riesce a prendere logicamente con se stesso. Frank Ribéry, sì, perché non è da lui, perché ha fatto tutto molto bene, si è girato molto bene, ha dato via 2 avversari, quindi quella è la cosa più semplice, secondo me. Ha sbagliato. Di niente, Salvo. Forza Napoli. Ha tirato il fiato. Lasciate like e condividete con i vostri amici, cane, cat, top, non ci manca più nessuno, solo non si vede i 2 unicorn. Ciao Giusy. Forza Napoli. Sì, perché Politano è venuto dentro e di solito Osimhen Mamma mia, vai, cazzo. in questo caso sì, ha letto che Osimhen non partiva, non andava a ricercare lo spazio, quindi era Sto terracciane, sì pure in Napoli, mannaggia, a fa che la parata, a fa. Accorta a Ribéry. Giallo Rachmani, ma cominciamo. Mannaggia, chi l'è morto, mannaggia. Sempre, buon signore, sempre. Napoli nel cuore, sempre, ovunque e dovunque. Ammonito Rachmani non ci voleva. Ci sta tutta la partita, ci stanno 70 minuti, ci stanno. il destro ovviamente di Pulgar, ma anche il mancino di Cristiano Biraghi. Brutta punizione questa. Sì, posizione da mancino, però Pulgar ha buon piede anche lui, quindi sicuramente col destro è una traiettoria a uscire più lontana dal portiere, però più congeniale con il sinistro. Ha piazzato la barriera, Alex Benetta. Mani sui fianchi per Biraghi, segnala a tutte le distanze il direttore di gara.
date l'indicazione anche Gattuso per la possibilità di qualche inserimento. Fischia visto, fa Biraghi, palla che non scende. Alto, meno male, vai, meno male. C'è la forza questo tiro, ma per fare gol da quella distanza, devi abbinare molto bene le due cose. Quest'anno un gol per Biraghi inizio campionato contro lo Spezia, però al solito quantità industriali di assist, sono 5 in questo campionato e 23 negli ultimi. Mario Fabio Longo, ciao Mario, forza Napoli. Qualsiasi altro difensore che gioca in Serie A. Lascia like, grandissimo, lascia like. Se sei nuovo e se vuoi iscriviti al canale, se vuoi, Forza Napoli sempre, dobbiamo vincere oggi, va Mario, dobbiamo vincere. Speriamo che Lecce viene in Serie A, guarda, è una squadra del sud, mi sta pure simpatico, vero? Speriamo viene in Serie A. Vai, vai. Vai Di Lorenzo, vai. Mamma mia. Rinvio dal fondo. Napoli che forse comincia ad essere leggermente nervoso, cerca meno il lavoro di scambio di palleggio che è stato determinante per questa grande risalita della squadra di Gattuso, prova la palla diretta ma non sta riuscendo più di tanto. Sì, qua Di Lorenzo sbagliato. Giusto. È molto bassa, quindi è difficile sorprenderla in profondità. Ci sono momenti della partita, ci sono azioni in cui si può fare, si deve fare, perché la situazione è giusta, perché la squadra la Fiorentina, in questo caso è un po' più alta, ma se la prende ben piazzata è inutile ma è preferibile invece giocare la palla a terra, anche perché mannaggia la miseria, non si riesce. C'è il pallino del gioco in mano alla Fiorentina, ma ti rendi conto? Caceres. Si guarda attorno, quindi riuscita prudente. Pezzella, Milenkovic. Pezzella. Caceres. Adesso arriva Politano, sale anche Fabiano Ruiz. Osimhen, piglialo. Per Biraghi, ma stanno arrivando gli azzurri, se la cava molto bene Biraghi. Bravo, vai veloce. E Di Lorenzo, vai. Vai. Calcio d'angolo. Sì, Caceres ha dato palla e si è inserito. È il giocatore più avanzato della Fiorentina, è rischioso. Si può fare una cosa rischiosa. Se perdi il palla in uscita. Dai, non è possibile che oggi nei fenomeni contro il Napoli. Checco, infatti, la Fiorentina, mamma mia, sta a fare una bella partita. Vai. Vai Rachmani, mannaggia mi stai centrando. Cazzo. Attenzione. Bravo. Quando hai Vlahovic che ti pressa da dietro così con grande forza, grande veemenza, guarda come è entrato Vlahovic, incredibile. E ti viene un po' hai un po' di pressione, però è stato lucido, è stato bravo nel passaggio. Il Usai che ha giocato lui in terzino destro, ma che stanno giocando praticamente sempre a sinistra, che Di Lorenzo dall'altra parte. Ma insegna, bello per Bakayoko. Bakayoko va per il destro, potente, ma con il giro opposto rispetto a Va bene. Bene. Conclusione di Bakayoko. Qualche volta ci sta trovare una soluzione anche perché Napoli è una squadra che ha fatto 22 gol per fuori area. Quindi ci sta trovando questo tipo di soluzione, magari ancora un po' decentrato, però se l'è sentito di provare, non ha colpito demasiado. Florovic è riuscito ancora a vincere il duello. Ribery. Attenzione a stu cazzo Riberica, la Baca. Bravo, vai Osimhen. Fuori gioco. È difficile, sono due squadre fuori. Che partita Sergio, mamma mia, bella partita. La tua Fiorentina sta giocando bene, va. Proprio con noi, vai. Sta a fare una bella partita. Attenzione. Bravo. Insigne, vai Insigne. Insigne, anche lui
vuole metterci qualcosa di prezioso, rischia e perde palla, venuti per il cross, più Bravo Yusai. Sì, Yusai molto bravo, no? In questo inizio della partita, negli Cazzo, partito. sempre pronto, sempre reattivo. Insigne sbaglia la palla, però un Insigne che lì a lottare vicino alla sua area di rigore, no? Sul proprio calcio d'angolo è un buon segno, nel senso che tutta la squadra aiuta anche Politano dall'altra parte, aiutano spesso, aiutano tanto la squadra. Alla bandierina Pulgar, partono da lontano i difensori centrali, all'inizio della capitola invece Vlahovic la battuta di Pulgar, Caceres prova ad appoggiare di testa, non riesce a dare né forza né la giusta altezza al proprio tentativo, però era liberissimo e insomma Caceres è uno che sa rendersi pericoloso. Sì, ma è strana questa conclusione, perché Caceres non deve neanche saltare, quindi può colpire, può minare, sa che gli sta arrivando la palla, ha fatto solo due passi all'indietro per prepararsi. Di niente, Sergio. Anche se non sono tifoso del Napoli, devo dire che il Napoli merita la Champions. Grazie, meno 00, grazie. Se vuoi lascia like, grazie fratello. Speriamo. Ma è difficile oggi, contro un'ottima Fiorentina, è difficile. Partita difficile. In questa situazione, ma anche prima di Lorenzo, cercare subito la verticalità, cercare subito la soluzione immediata. Mamma mia. Ma presto, essere lucidi nelle decisioni. Esattamente quello che stavo dicendo Sta a fare un casino, sta a fare. Muovi, non andare dentro con questi traversoni dalla tre quarti, ma cerca di muovere, di entrare, palla al piede. Andiamo, su. Rimessa laterale in favore della Fiorentina, Gattuso che peraltro sono andato qualcuno a scaldarsi. Con le mani venuti. Aspetta il movimento, giusto, incontro. Partitaccia, io sapevo che era una partitaccia. Su quale si fionda Osimhen che chiede il sostegno a pressing Caceres, ancora per Germán Pezzella. Lascia posizionare le pedine il capitano della Fiorentina. Caceres. Cerca Vlahovic, ma lo trova subito, ma non nascono una buona per Osimhen che ha lo spazio per mettere giù il pallone e anche il rimorchio di Insigne. Si gira, Osimhen non può tirare, si affida a Fabiano Ruiz che prende qualche metro. Politano arriva a memoria di Lorenzo del cross e terzino. Ma che cazzo, un cross fallo buono, cazzo, di loro porca puttana. Ora riparte la Fiorentina, riparte. Oh, piglia chissà che. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Si contropiedi così, mamma mia. La Fiorentina fa la partita della vita con Napoli e Juventus, veramente, anche cane. Sta a fare una grande partita contro noi. Forza Napoli, mister Noè, forza Napoli. Sostienici con un like, sostienimi con un like e l'iscrizione se non sei iscritto. Forza. A Napoli. Vai, cazzo, ma ciao miseria. Vai, grande Rachmani, vai. Ma mannaggia miseria che lo passaggio. Fallo. Se passava chi lo pallone, se passava chi lo pallone, mannaggia. È ammonizione che c'è stata su Milenkovic, Ah sì. Perché tra l'altro aveva servito Osimhen, era in fuorigioco, quindi se la palla fosse passata, se ci fosse stato l'intervento, sarebbe stato fuorigioco. Chiaramente quando arrivi in questa situazione un difensore non sta a guardare quello che c'è dietro di lui, bensì è proiettato sulla palla, sulla giocata del giocatore che è davanti a sé e ha finito sulla pista. Perché scintilla nella zona del pallone tra Pezzella e Manolas. Lo sistemato Insigne, non siamo vicinissimi alla porta di Terracciano, però da lì si può ipotizzare il tiro. Magari, mister Monsignore dice fa partita della vita il Napoli e la Juve sono delle squadre forti, però giustamente il Napoli è più forte. Vediamo, lo dobbiamo dimostrare sul campo oggi, Monsignore. Per ora è una partitaccia.
Parla con il capitano del Napoli. Dai Napoli, fai una bella punizione, sì, schiatta line, dove hai sta atterracciando il tutto portiere, tutta line. Inizia la propria liturgia Lorenzo Insigne, il coraggio di martedì ha portato a quota 18 di guadagnare il suo primato personale in A, che era stabilito nella stagione 15-16, ha fatto 7 assist. Aggiungo anche che la Fiorentina è la squadra che ha fatto più gol in Serie A, Insigne, 8. Ora distanza questa, perché un po' vicino, distanza. La barriera è fortissima. Non ci siamo, poi qua, non ci siamo. Lorenzo Insigne. Mamma mia, traverso, no, non ci credo, mannaggia, mi serve pure i pali chi l'è morto. Pure i pali chi l'è morto. Pure i pali chi l'è morto, pure i pali. Pure la traversa chi l'è morto, sta traversa. Benissimo questa benissimo, perché forte al punto giusto. Ma from Indonesia, grande Noè, grandissimo. Assomiglia un po' a Mertens, grazie Salvo, grazie, grande Ciro. A Messi, addirittura. Aspetta Milenkovic, nel momento giusto per rimettere in gioco. Vlahovic, Bakayoko lotta a recuperare il pallone prima da Vlahovic, poi da Bonaventura che riesce a farlo carantolare addosso a Lorenzo Insigne, rimessa laterale per la squadra di Beppe Iachini. Bonaventura sta facendo una partita buona, più senza palla del recupero palla che quando la squadra è in possesso. È vero che la Fiorentina gioca di ripartenza, gioca meno il pallone, no? La zona centrale, a metà campo, e quindi si è visto bene da questo punto di vista, però in difesa si è visto molto bene. Prova a scappare Simen, possibilità ancora. Vai. Uno contro uno con Pesella. Cazzo, Simen. Insigne. Alza la testa Fabian, fa passare il pallone. Ma lungo, Fabian, sta partita è stregata, veramente, Pasquale, ma anche i cani, Pasquale. Sei un misto tra loro due, tra Messi e chi là, e Mertens. Gli altri giocatori si chiudono immediatamente vicino ai pressi dell'area di rigore a coprire soprattutto la zona centrale, e quindi poi per il Napoli, nonostante faccia bene, no? La verticalizzazione poi funziona davanti. Abbiamo visto anche dall'interno della porta la punizione di Insigne che è andata a stamparsi sulla traversa. Insigne che si è rialzato, sembra un po' colorante la parte posteriore del piede. Di Lorenzo per il Napoli. Alas. No. Chiusa. Guarda avanti, il movimento di Zielinski che ammorbidisce il pallone, l'indirizzo di Insigne. La sfiga della traversa, bella punizione, bellissima punizione di Insigne. Continua a discare il proprio piede Lorenzo Insigne. Entra verso il centrocampo Osimhen. Il doppio cifra nonostante le giocate. Forza Napoli sempre, mister Noè, forza Napoli sempre. Lasciate like e iscrizione se non siete iscritti, ragazzi. Se non siete iscritti. Chi non è iscritto? Sì, perché arrivano tante palle a Vlahovic, no? Molto anche lui, molto bravo, proteggerla, però quasi mai fa qualcuno dietro di lui, se dovesse andare dietro di lui, tutti vanno a rimorchio. Vai Usai, vai, che siamo al 36esimo, cazzo, prima tempo se ne sta, voglio che tempo passa e ancora non abbiamo segnato. E meno male c'è gente che la davano per facile sta partita. Io lo sapevo che era una partita ostica, difficile questa qua. Me lo sentivo, voglio. Firenze è sempre un gambaccio, è sempre difficile. Cioè. Poi la Fiorentina, come avete detto, con Juventus e Napoli, caccia a scienza, fa le migliori partite, le migliori prestazioni. A Firenze, sto parlando. Fa Insigne. Mamma mia, Bakayoko. Bello, vai. Mannaggia miseria, mannaggia.
Giusto l'inserimento ci voleva. Una palla difficilissima da dare. Bravo Politano. Che lui ha qualità e questo sarà una palla abbastanza semplice da dare. Vai. Questo gioco deve fare, perché c'è Bravo. queste giocate di giocatori del campo qua. No, però io sai così no. Cazzo, dagliela piano, cazzo. Arrivano spesso, no? Nei pressi di rigore e lì secondo me devono avere pazienza finché trovano la giocatori. Può essere anche un po' di tensione per l'importanza del match, mentre questo replay è fantastico. Mamma mia. Addirittura arrivarci Terracciano, solo la traversa ha negato l'1-0 al capitano del Napoli. Ma tornando alla domanda di prima, non credo che ci sia ancora attenzione perché è ancora presto, no? Siamo ancora nel primo tempo, è vero che il tempo davanti, il tempo stringe, però questa tensione magari può subentrare più in là, no? Nel secondo tempo, se non dovesse riuscire a... Vai Osimhen, bravo, passala. Va. Politano si sovrappone velocissimo di Lorenzo, Politano però Vai. ragiona all'interno del campo. Fabian, Insigne, ora di Lorenzo. Si è mosso Zielinski, che ha aperto uno spazio. Si passa- Dai che siamo forti, schiattammo a capo, vai che siamo forti. Dentro la porta, scarica per- Mannaggia la miseria, mannaggia. La difesa della Fiorentina. Poi tocco di punta determinante di Bulgara. Mannaggia. Bonaventura prova a lanciare Vlahovic con i due difensori centrali. Ma non lascia. Ma raccomando. È una presenza entusiasmante quella di Dusan Vlahovic. Grande. Fallo su di lui. Vai. Con la palla lunga. Mamma mia, lunga, troppo lunga. Occidentale con Osimhen che chiede scusa alla portiere della Fiorentina. Torniamo indietro un attimo a Vlahovic e gli si chiede di venire incontro, proteggere palla, scaricare e poi dare una palla anche in profondità. Lui lo fa, l'altro che è generoso, è giovane, ha amato, ha voglia di far vedere quanto sia bravo e lo sta facendo vedere, però ovviamente gli si chiede tantissimo perché tenere tutto l'attacco sulle sue spalle non è sempre facile anche a livello fisico. Venuti, rimasto il colpo di canna. Vai. Bakayoko deve girarsi per evitare la pressione, per mantenere l'appoggio su Amir Rahmani. Vuole palla Fabian Ruiz. Di Lorenzo prova a salire. Vai Giovanni, vai. Curva. Di Lorenzo, curva. E Zielinski. Lontano Osimhen. Zielinski si è ancora un po' spento in questa partita, dai. Voglio vedere più sciutato. Yusai. Yusai non ha il piede fino, mamma mia. Questa per Fabian Ruiz che va di tacco da Di Lorenzo, Politano, di Raio. Siamo Napoli. Decide di attaccarlo, di puntarlo. Politano. Vai. La palla rimane buona per Insigne dalla fila. Di nuovo a Politano. Passa il suo mancino sul muro viola. Poi esce in grandiloso stile. Cazzo, attenzione a Bonaventura. Yusai che tiene. Grande Yusai. Oh, ma che remo? Cazzo. Però doveva fare continuare l'azione là, perché ha fermato la partita il Sabitro. Si è sbagliato l'ultimo passaggio, ma sta giocando bene Yusai, ha fatto delle coperture importanti oggi. Pallone indietro per Meret, qui non ha fatto andare via Bonaventura, cioè sta giocando bene. A parte l'ultimo passaggio che ha sbagliato, però sta giocando bene. E su questo momento di pausa del gioco c'è stato uno scambio piuttosto acceso tra Bonaventura e Vlahovic, con Vlahovic che ha detto che Bonaventura sta sbagliando troppi palloni, insomma smania di avere palloni per piedi di Vlahovic e Bonaventura gli ha risposto semplicemente stai calmo, stai molto calmo. Ha detto che vuole fare tutto, far salire la squadra, proteggere la palla quando gli arrivano tanti palloni in uscita da quella squadra, vuole andare in profondità, vuole fare gol, è giovane, ha tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in mostra, è un grandissimo momento sia mentale che fisico, quindi vorrebbe avere tutti i palloni per lui. Sponda sbagliata da Di Lorenzo per Politano rimessa. Forza Napoli, Dol, forza Napoli. Lo so che ti fai via, ora si fanno vivi i Juventini, vengono tutti qua in live, tra poco, vi devo venire tutti qua, quando siamo nel secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, poi ti faccio vedere. Franco, ciao Franco e forza Napoli, stiamo giocando molto bene, ma molta sfiga con la traversa dello Scugnizzo. Ovvero Franco.
Mamma mia, che sfortuna. No? Ma quando il traverso e palla pigliamo, che sfiga teniamo, che sfortuna teniamo, c'è mia banneria che parte. Me. E a proposito di battaglie, oggi grande pomeriggio su DAZN fra Liga e playoff di Serie B, penultima giornata di Liga, tutta in contemporanea a partire dalle 18:30 potrebbe essere campione l'Atletico Madrid, focus soprattutto su Atletico Osasuna e Atletico Bilbao Real Madrid. Oggi anche giornata di playoff in Serie B alle 18:30 Cittadella Monza, alle 20:30 Venezia Lecce. Mirati a spazio per salire alla frente. Vai giù a corto, mamma mia. Da quella parte il Napoli Ribéry che poi va a commettere fallo, calcio di punizione in favore degli azzurri con Fabian. Un po' di attenzione. Il cartellino giallo. Colin ci dice dai nel secondo tempo Matt Mertens può cambiare la partita, ci spero Colin, ci spero veramente. Dome Quellero, ciao Fra, ora Fra ho Insigne, Zelischi e Di Lorenzo al Fanta, come stanno giocando? Ce l'ho pure io Zelischi e Di Lorenzo, comunque non stanno giocando, Zelischi un po' sottotono, non è il miglior Zelischi, ma Di Lorenzo e Insigne stanno giocando bene. No, scherzo, il Napoli è la squadra più forte di Napoli. Di Napoli però. Forza Napoli sempre, Domenico, forza Napoli. Ragazzi, chi non è iscritto invito a iscriversi al canale, lasciare like per supportare il canale. Speriamo che il nostro Napoli ci porti questa vittoria. Magari, chi lo sa, segna il nostro Ciruzzo Mertens, subentra dalla panchina e ci fu un gol da vittoria, magari. Perché ci serve sta vittoria, ci serve come un pane, ci serve come un pane. Vai Rachmani, Bakayoko, siamo al 44esimo e 30 secondi all'Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina-Napoli 0-0, Insigne, vai Usai, vai, mamma mia, dai vai. Sono diventati due i minuti di recupero, logicamente, per la perdita di tempo che c'è stata sull'infortunio di Fabian Ruiz. Buona guardia, contatto da Venuti, spazio Vasilinski. Christian Sant'Agata, Juventus prescritta, non meritava di vincere, mamma mia che la partita, lasciamo stare Christian, che episodio scandaloso quello di Quadrato, tuffatura, sta buono che Pellegrini Quadrato, poi a Foucault, come si chiama, rimane tutti che se poi a tuffa insieme a Pellegrini, insomma. Cristian, se non sei iscritto iscriviti al canale, lascia like e forza Napoli Cristian, forza Napoli, ti stimo, grazie LOL. Yuri Giorkev, grande Yuri, interista ovviamente, mannaggia a Calvarese, vogliamo la Juve in Europa League, giusto Yuri, la Juve in Europa League, grande. Fabiana, ciao, un bacio e forza Napoli, ciao. Ragazzi, iscrivetevi al canale, chi non è iscritto, lasciate like per supportare il canale e Napoli e andiamo a vincere questa partita. Voglio scassare la cava che si capace. Ma Napoli che siamo forti e facciamo male, vai. Grande Rino, siamo sul pezzo, Rino. No, siamo stati sfortunati che la punizione Insigne, proprio se mi si dato a Terracciano, non la parava mai che la punizione. Che peccato veramente, è stato un peccato perché potevamo segnare. Poi mi ha fatto cagare sotto un gol in fuorigioco di Vlahovic, per dire la verità, perché ero distratto a leggere i vostri commenti, ho visto un pallone in da rete, Vlahovic di toccare, noi abbiamo venuto e fa. Invece meno male che era fuori gioco. Rachmani sta facendo una grande partita, mi sta piacendo indietro come Manolas, a parte la disattenzione dove abbiamo fatto andare con Caceres di testa, vabbè. Poi mi sta piacendo Fabian Ruiz, che sta giocando bene. Da Zelinski mi aspetto molto di più. Bakayoko normale, dai, sta facendo una partita normale, va bene, perché lui deve liberare il pallone e poi recupera qualche pallone. Di Lorenzo e Usai bene,
Ragazzi, ma aspetto qualcosina in più da Osimhen, anche se non sta giocando male, sta giocando bene anche lui. Politano e Insigne stanno giocando bene. Ragazzi, ci manca il gol, perché poi la Fiorentina dall'altra parte sta giocando bene anche essa, capito? Ribéry sta giocando bene, secondo me. Vlahovic, che da tutte le parti del campo è un mostro, voglio. E poi la difesa della Fiorentina concede quel che concede, poco, ragazzi. Secondo tempo sarà nostro, 0-2 per Napoli, forza Napoli, sempre forza Napoli, Domenico, sempre forza Napoli. Mici, Traversi, Chilemburg, sempre Traversi e Pale, che palle, ci hanno rotto proprio, sti pale. Gianluca, grande, Gianluca. Ragazzi, iscrivetevi al canale, supportiamo Napoli, ma vince. Più vi iscrivete e un Napoli vince, se vi iscrivete vedete che un Napoli vince. Sono incazzato, pure io. Ciao Anello, e forza Napoli, grande fratello. Ma sì, è su DAZN. Per fortuna si vede. Almeno la partita riusciamo a vedere. Però speriamo che vedremo un Napoli vince. Cristian, cosa ne pensi delle varie postazioni in Champions? Chi merita e chi no? Per me meritano la Champions Milan, Atalanta e Napoli. La Juventus no. È la squadra che gioca meno bene di tutte e tre squadre, ragazzi. Non gioca a calcio, che calcio può vedere, dai. A parte ieri che l'Inter è stata inesistente, ha giocato solo la Juve, l'Inter ha fatto poco. L'altre partite che ha fatto la Juve, dai. A livello di gioco. Da dove funziona il VAR di ieri non funziona bene. Mi dici Vlahovic sembra Maradona, che ha? Mamma mia, un bel giocatore Vlahovic, vai. Non è Maradona, imparagonabile a Maradona, però grande giocatore Vlahovic. Mamma mia. Josep, da saluti da Malta, grande Josep, salutami Malta, tutta Malta che deve essere bellissima. Dopo ieri più che meritato il Milan Napoli in Champions, sì, giusto. Filippo Toscano, ma cosa stai dicendo? Che sto dicendo? Tanti siamo troppo forti, vinciamo sicuro, siamo forti. O Napoli è forte, poi io ho tanta qualità, tanta roba, da Politano, a Insigne, a Osimhen, a Mertens in banchina, a Lozano, a Demme, a Fabio Arruzza, a Zerischi, poi io la qualità teniamo. Dobbiamo solo cercare il gol. Ieri amici come prima diceva Paolo è chiaro. Grande. Ragazzi, supportate il canale con una piccola donazione, se volete un caffeina a Napolil, oppure la birretta, oppure quello che volete voi, basta che iscrivetevi al canale e lasciate like. E vinciamo questa partita, perché a mai in Champions League. È una partita trappola, certo, Micio, miau, è una partita trappola, veramente. Siamo troppo forti, troppo, Emanuela Alaio. Dai ragazzi, saliamo con gli iscritti, like, condividete con Gatto, Topo, Elefante, non ci manca più nessuno, solo non si vede, i due leopardi. Vai Napoli. Siamo tutti, ce la portiamo a casa sta partita, dai, ce la portiamo a casa. Guarda là, guarda. Insigne però Osimhen fa vedere la conclusione di Zelinski da fuori è la grande parata di Terracciano. Guarda là. Sto guardando le highlights, ragazzi. Anche Fabian, il tiro centrale, però gli highlights del primo tempo. Abbiamo creato più noi sotto porta della Fiorentina. L'occasione Ribéry. Sì, che ha tirato, però lento, tiro lento e Meret l'ha presa. Ciao Viri, salam aleikum. Ciao, salam aleikum, fratello. Grande fratello, forza Napoli sempre. Iscriviti al canale, lascia like. Luciano Boschetto, finiamo, forza Napoli, sempre forza Napoli, Luciano. Gabriele Graziano, ciao dal Canada, grandissimo, un bacione a te e la bellissima Canada, la casetta in Canada. Al di là del risultato, oggi la nostra squadra è meravigliosa, speriamo bene che il secondo tempo è sempre forza Napoli, speriamo nel secondo tempo e speriamo che portiamo a casa questa vittoria, Gabriele, perché è importantissimo, vale la Champions secondo me. Dai, forza Napoli, un bacione fratello. Pasquale dice il Napoli è troppo nervoso, calma, c'è il secondo tempo. Candy, ciao Francesco, buona domenica.
Ciao Candy, buona domenica a te e famiglia. Forza Napoli. Scream l'assassino. Muaccire. Come lo fa Muaccire? Scream. Stai telefonando e già. Scommettando l'Inter è il campione. Complimenti all'Inter, ma oggi ci porta un Napoli. Dall'Uzbekistan. Sei un grande, sei un grande. Sei un grande. Ragazzi, like a volontà che un Napoli vince e iscrizione al canale. Rosario, ma Di Lorenzo la zecco grosso prima che si ritiri dal calcio. Vabbè, oggi a parte che difensivamente sta giocando bene, sì, ma a livello di cross sta sbagliando tutto, quello sono d'accordo, lo sa. Ciao Candy, Alessandro dice comunque secondo me la vedo dura la vittoria. È difficile perché la Fiorentina sta giocando bene, ma bisogna crederci, ragazzi. Il Napoli ha la qualità per poter portare a casa il risultato. Stiamo giocando troppo frettolosi, quello certo. Oh Marietto, l'amico mio Marietto, dai frate, vincete e buttiamo con il Milan fuori gli scolaristi della Juventus. Sì, speriamo Marietto. Ragazzi, passate dall'amico mio Marietto, è milanista. Juve Inter 2018 3-2, errore arbitrale, come chi se scorda, quello di Pjanic. E poi arbitrare in Fiorentina Napoli l'espulsione di Koulibaly, che poi ci fece perdere, ci condizionò la partita e ci fece perdere la partita. Però vabbè, lasciamo sta quella partita, lasciamo sta perché non è cosa proprio. Ma vince oggi, voglio un risultato dovevo fare, portare a casa la vittoria, perché un pareggio non ci serve a niente. Dobbiamo vincere oggi e poi con il Verona allo stato di Armando Maradona e la Champions è nostra. Io ci credo, ragazzi, nel secondo tempo penso che la sblocchiamo la partita. Angelo, Fiorentina per fortuna gol annullato, per fortuna fatto cagare sotto, fratello. Io avevo pronosticato 2-0 Fiorentina, spero di sbagliarmi, speriamo che ti sbagli, Archius. Quello che mi preoccupa è che mo nel secondo tempo ci scopriamo di più e loro avranno larghi spazi dietro e ripartiranno rischiando la beffa. Quello ci sta, però speriamo di no. Adesso speriamo che non facciano una rattata. Grande Marietta e Napolelle, grande José. Ragazzi, dai, supportate il canale, dai. Ma voglio, vai a Napoli, Chi ci sta qua? Chi ci sta? Ecco, i fans Aurelius, Mon Milan e Napoli, tutte e due in Champions League. Tutte e due in Champions League. Lasciate like, iscrizione al canale, condividete per restare sempre aggiornati con il canale di Napoli e Brito con Napoli vince. Manu Player dice: questi fanno la partita della vita, ma bisogna assolutamente vincere. Forza Napoli sempre, Manuel, sempre. Loi, il Napoli è stato un po' sfortunato, di belle azioni ne ha costruite, certo, c'è stato il tiro da fuori di Zelinski, la traversa di Insigne, Osimhen, palloni lungo, però Osimhen non c'era, insomma abbiamo costruito, però ci è mancato finalizzare qualcosa e anche il pallone un po' più lungo, l'ultimo passaggio sbagliato. Rino dice: speriamo di fare un gol appena inizia il secondo tempo, giusto? Fratmo, come la vedi che sta partita? In televisione, no, a parte scherzi, come la vedo? Sono fiducioso, secondo me la riusciamo a sbloccare, secondo me. Però ragazzi è una partitaccia. Io l'ho sempre detto che a Firenze sono partitacce, oggi mi aspettavo una partita del genere. Io spero, da tifoso del Napoli, voglio sperare e credere che la portiamo a casa. Questo voglio dire, non voglio ricciare. Claudio, non vogliamo la Juve in Champions, quindi il Napoli si qualifica. Grande Claudio, grande, così ti voglio. Cattivo ti voglio, cattivo. Ma è andata a volta. La Fiorentina in casa ha messo in difficoltà chiunque, giusto? La Lazio ha battuto la Lazio, ha battuto la Juve. Noi no, speriamo che no. Fammi vedere a te, perché è tosta, la Fiorentina è una bella squadra. Ho capito in cinesino. Ok, ciao. La Fiorentina a noi ci odia, odia la Juve a noi. Guarda caso fai partita della vita. Shumodov, Genova, Uzbekistan. Grande giocatore, cioè un bel giocatore per il Genoa, non grande, un bel giocatore. Tu come pensi finisca la partita? Non lo voglio dire, fra, su scaramantico. Spero nella vittoria del Napoli, ci credo però. Tommaso tifo viola, ma spero che il Napoli vada in Champions, la Juve non merita. Grande Tommaso, grazie mille Tommaso.
Angelo dice Del Piero, un signore che dice che il rigore non c'era, sì. Bonucci, Buffon e Nedved sono pagliacci. Infatti ho sentito anch'io che Del Piero ha detto il tocco non c'era, ma dove stava questo tocco su Brozovic? Dai, è Quadrato che tocca Brozovic, si vede proprio. Sono andato troppo avanti, scusatemi un attimo che sono andato troppo avanti. Quando fanno la partita bisogna assolutamente vincere, forza Napoli. Aiutano un po' troppo a Drete, sto facendo casino. Ecco, a pensare che la Juve e Fiorentina si schifano, giusto? La Juve è già in Champions. Famo fare una rattata, ma speriamo che no. Sono milanista, dai, grazie Luca. Tommaso, Bilan, vatta a fare una Campomilla, screen. Io voglio che vince il Napoli, grande Candy. Vediamo di supportare questo Napoli tutti insieme, lasciando un like e vinciamo questa partita. Vedete che la vinciamo, se lasciate un like. Non è la prima volta che succede. L'iscrizione pure. Un solo grido, un solo allarme, ma vatta a cuccà. Pietro dice se ti va tra 10 minuti posso entrare. Più tardi. Fiorentina 1-1. Alessandro dice dobbiamo sbloccarla subito all'inizio del secondo tempo. Queste partite più passa il tempo e più si complicano, giusto? Luca dice sono milanista, grande Luca. Tiziano La Fiore a 40 punti, il Napoli 74 qualcosa vorrà dire, no? Giusto Tiziano, che cosa vuol dire? La qualità è tanta differenza poi. Loi, che ne pensi di Inter Juve ieri? La Juve ha avuto la fortuna di trovare un Inter moscia. Non solo quello, Loi, non solo quello, pure diciamo fortunata sull'episodio finale dove ha vinto la partita. Angelo, la partita noiosa oggi, no, bella partita, peccato per le occasioni. No, forza Napoli, ragazzina, forza Napoli. Raffaele, forza Napoli, sempre forza Napoli, Cigno, sempre. Dai Napoli. Scampo che dice sta fumata, lascio sta. Tira. Mamma mia, mi sento come diceva, tira. Mamma mia, mi sento come una pigna. Scream, ve lo ricordate? Alfred, forza Napoli sempre. Sempre. Questo sempre. E Juve, sempre. Scream devi fare che... Forza Napoli, Refri Team, forza Napoli. Fa bravo. Candy, il Milan oggi gioca con il Cagliari, forza Cagliari. Il Cagliari è salvo, Candy, sicché speriamo che il Milan va in Champions, dai. Tanto è salvo il Cagliari. Lolo, qual è secondo te il miglior giocatore del Napoli e della Serie A? Il miglior giocatore del Napoli secondo me è Zielinski. Tanta roba, voglio Piotr, grandissimo giocatore. Però qual è secondo te il miglior giocatore della Serie A attualmente? A me, io dico Lukaku e Ronaldo, però ormai Ronaldo si avvia verso la fine carriera e Lukaku è stato un giocatore decisivo per l'Inter. Stasera il mio Milan non deve fare scherzi, giusto? Giacalone Giuseppe, ciao, grandissimo, non problema, la partita finirà 0-2 per Napoli, speriamo. Come vengono, come vada. Juve va, forza Napoli, come venga, siamo noi capi della... Di Lorenzo non mi sta piacendo comunque, deve fare di più, quello sì, certamente, da fare più solo a Boschi Giovanni. Comunque non capisco niente, bravo, però non capisco niente, fratello. Napoli, mi dai una tua ipotesi personale alto modo a vedere come è cambiato il calcio del 2004 ad oggi, delle azioni e il comportamento degli arbitri? Sì. Oggi è tutta questione dei soldi, caro Riccardo, purtroppo. Dove ci sono i soldi, vince la squadra, è così. A dove stanno i soldi, vincono. I soldi vanno, le vittorie vanno dove sono i soldi, praticamente. Angelo, Napoli deve cambiare qualcosa, deve mettere Demme, giusto Angelo, Demme dà più equilibrio fra il centrocampo e l'attacco, anche in difesa, è troppo forte. Ma è normale, Scream, che va in ritardo sempre di 5 minuti circa. Concordo Angelo, Demme deve giocare, ma doveva giocare già dall'inizio, perché è un giocatore che sa vedere anche
sa vedere anche i movimenti dell'attaccante, degli esterni, capito? Ti dà un pallone filtrante e ti può fare saltare le qualità di Osimhen, Insigne e Politano in avanti. Ah, vinciamo. Dai Napoli, ci crediamo, forza Napoli, amma vince sta partita. Amma portare a casa, voglio. Dai Napoli, sta sul secondo tempo. Io ci credo, Napoli, io ci credo, io sono con te, sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, tornare in Coppa Campione. Abbiamo un sogno nel cuore, tornare in Coppa Campione. Vai Napoli. Dai Napoli, dai, sono con te, Napoli. Comunque Bakayoko deve uscire assolutamente, sì, deve entrare a Dem, sono d'accordo. Dem deve entrare. Bakayoko ha fatto tutte cose normali, nulla di che, deve giocare a Dem. Poi sì, ha avuto quella occasione del colpo di testa un po' sbilanciato, però che ha fatto? Fatto poco, fatto poco. Vai Napoli, siamo con te, Napoli. Oh, è nostro, è nostro. È nostro, voglio. Tanto mo ti faccio vedere che se il Napoli non sblocca la partita juventina cominciano a entrare tutti in live a Roma, tutto quanto. Ecco, già qualcuno, vedete, Catania, UNB, grande catanese, grande amico mio, sempre in B la Juventus. E speriamo che il Catania prima o poi lo vediamo in Serie A. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, chi non è iscritto, lasciate un like per supportare il canale di Napoli e se volete una piccola donazione, se volete. Comunque la Lega avrebbe dovuto mettere le contendenti allo stesso orario, altrimenti si condizionano le partite. Io penso che questa partita di oggi, Fiorentina-Napoli e Juventus-Inter, dovevano giocare in contemporanea, sono d'accordo, Manuel. LOL, in tutta la Lorenzo carriera è stata più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Non saprei, io li metterei alla pari, due grandissimi giocatori. Oh, fallo su Piotr, ammonizione, oh. Poi non è da giallo, però è di Ciesmo, che ha capito tutte cose. È di Ciesmo. Loro ho sbagliato. Angelo non ha bagno Juventini antisportivo, non sanno perdere. Invece il pensiero del direttore di gara credo che molto abbia a che fare con la posizione in cui è avvenuto il fallo, fosse state 10 metri più avanti, la lettura magari. Attenzione, vai Napoli, vai che siamo al 47esimo, ma sblocca questa partita. Mamma mia, però voglio. Ciao Prasetio Utomo, ciao, è forza Napoli, bocca al lupo per la partita, ma dobbiamo vincere questa partita, mi dispiace per voi, mamma vinci, voi siete salvi, a noi ci serve la vittoria. Quindi il più forte è stato Rino come giocatore. Vai Napoli, cazzo. Attenzione alle ripartenze comunque della Fiorentina, che non mi fido, questa Fiorentina in ripartenza, non mi fido di niente. Qua che ci dice Andrea, non ci serve il vostro aiuto, meglio in UEFA che grazie a voi. Andrea, vai in Europa League, vai. Forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. La squadra con colore più bello del mondo, gli azzurri. Vai Napoli, vai. Segna per lui, gonfia la rete, segna per lui, gonfia la rete. Oh, chi le fa? No.
Dai, sblocchiamo questa partita, cazzo. Annullassi il buono su di lui. Di Lorenzo non vuole passare dal portiere. Politano. Mamma mia, che pallone. Vai, grande Osimhen. Vai. Stanno facendo la partita della vita, chi si cava. Mamma mia. Mamma mia. Sta facendo una grande partita la Fiorentina, ma proprio contro noi però, ma che cazzo. Proprio con noi ha da giocare così la Fiorentina. Vai, vacci sotto, mannaggia la miseria. Attenzione là che buchi, mamma mia. Vai, vai veloce Politano, vai. Blocchiamo sta partita, cazzo. Vai Osimhen. Bello. Tira. Vai. Mamma mia, Terracciano l'ha parato. C'ha miseria. Dai. Vai Politano, vai. Mannaggia, nessuno vicino. È pieno tutto l'oro, è pieno. Calcio d'angolo. Minuto, siamo al 50° del secondo tempo. Cristiana è sempre 0-0 purtroppo. Forza Napoli, ragazzi. Noi, anche io ieri da Tarantino ho sofferto tantissimo contro il Genoa. Nel secondo tempo erano assatanati. Complimenti per la qualificazione meritata. Falla rivedere però. Falla rivedere a VAR, cazzo. Va a vedere chi te mollica. Abisso. Se ti fa vedere. Sì, magari dopo, Pietro. Secondo te Buffon è nella top 3 dei portieri più forti della storia? Quello sì. Bisogna dirlo, sì. Rigore, fare. È rigore quella, È rigore quello. Quello è rigore, È rigore. È rigore. Ha buttato in terra. C'ha allargato, c'ha fatta tanta la maglietta. C'ha fatta. È rigore, abisso. È rigore. Me ne fotto proprio. Che si porta anche in zona. Ho scelto di andare a rivedere questa azione vista. E comunque la Fiorentina con un obiettivo raggiunto sta dando battaglia, cioè non sta facendo passare niente, cioè, la partita la sta giocando alla grande per cattiveria, tutti sul pezzo, tutti protestano. Rigore, Marica, è rigore, a destra rigore. Ragazzi, lasciate like, iscrizione al canale, condividete con tutti quanti, cane dopo, elefante, non ci manca più nessuno, solo non si vede nei due unicorni rigori. Date ciò calcio rigore. Guarda là, ci sta, visto, guarda là, con il braccio proprio tiro dai. No. La palla non entra mai nell'inquadratura, questa è la dimensione dell'ingenuità forse. Il rigore, abisso. Ma raccomando, non c'è sta nessun bonifico per te, a parte è il rigore che su qua. Mamma mia, ma che... Ho visto qualcosa di strano, infatti. Aiuto. La sua decisione è calcio di rigore. Vai Napoli, vai Napoli, vai. Rigore, ragazzi. Rigore, ragazzi. Calma,
l'arbitro per chiedere appunto che ci fosse l'intervento dell'arbitro. Anche perché Milenkovic è già ammonito. Rivediamo l'immagine. È rigore, Pasqua, è rigore, non c'è dubbio. Ha già messo il pallone sul dischetto. Lorenzo Insigne. Insigne. Disperato Milenkovic per questa trattenuta che ha visto, non ha tolto alle telecamere, hanno immortalato. Esatto, questa. Prova ad alzare Terracciano sulla linea. Insigne ha già dimostrato di non subire questa pressione dell'importanza di questi. Occhio perché ha deciso di estrarre il secondo cartellino giallo. Mucca chi ne mo, Espulso il portiere della Fiorentina, la prima panchina. vai Napoli, vai. Stagione. Andrebbe ammonito. Milenkovic andrebbe ammonito. Ma è stato espulso Trakowski, però io pensavo invece Trakowski dalla panchina. Che a 12 passi dalla linea di porta di Terracciano aspetta solo il rischio per cambiare questa partita. Ancora attimi di attesa, ancora attimi di tensione. Che si è visto? Parte Insigne. No! Gol! Lorenzo Insigne, gol! A Fammucca! Cazzo! Sì! Vai! Cazzo! Così! Vai! Amore mio, vai! Grande Lorenzo! Mamma mia, ha sbagliato e poi mi ha fatto cagare sotto e poi ha segnato. Aveva pure parato Terracciano. Mamma mia. Tutti i cuori azzurri, ragazzi, tutti i cuori azzurri, like a volontà, scassato tutto computer online, l'online, tutta la chat, tutto chat in fuoco, infuocata, voglio, chat infuocata. 56esimo, gol di Lorenzo Insigne. Oh, vai giù! Che cazzo fa? Ma non dormite, porca puttana. Mamma mia. Grande Napoli. Stavo dicendo che volete giocare con la camisetta, Diego arriva il rigore e vai Diego, vive e Napoli, vai. Complimenti, grazie Sergio. E a questo punto diventa importante per Iachini aver portato in panchina Ricco, il portiere della Primavera, al posto di Amrabat, altrimenti sarebbe stato senza alternativa a Terracciano. Manolas, la sbloccata a Napoli, adesso dove gestire. Di Lorenzo. Manolas su Rachmani. Cancellata l'ammonizione avvenuti, tanto mi comunica Matteo Palmigiano. Insigne dal dischetto si dimostra come al solito tutt'altro che infallibile. Ha sbagliato il rigore, poi sulla respinta ha segnato. Sì, bravo, infatti il rigore l'ha parato. È sulla respinta che ha fatto gol. Vai, che passa tutto e vengo da voi alla matissima Napoli azzurra. Grande Joseph. Forza Napoli sempre, grandissimi, voi stiamo vincendo. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Ali.
Ali 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 Napoli Ali 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 Napoli Ali 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 Napoli Ali 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 Napoli Ali. Castrovilli per Ribéry. Io sono napoletano, ma vincere così non è bello. Che ce ne fotte, Pasquale, l'importante è vincere. Oh! Ma cazzo, Bonaventura. Cazzo, Bonaventura. Amma vince oggi. Rigore tirato malissimo da Insigne, meno male che poi ha segnato, c'era solo lui sulla respinta, non l'hanno seguito, meno male. Si vede la partita senza commentare, il commentario è vostro. Sento i juventini, rosicano, allora parlano che parlano a fa. Mi sono espresso un po' male, volevo dire che Insigne non è un gran rigorista, giusto? Vabbè, ma ci sta, la tensione, un po' tutto, ci sta che l'ha portato all'errore a Insigne. Però meno male, questione di partite importanti così, Insigne non è facile. Grande Insigne, grande Insigne. Dai Napoli, ripaghiamoli con la stessa moneta. Ma mi dici espulso Dragoschi, ma non giocava Terracciano? Sì, sta giocando Terracciano, Dragoschi espulso dalla panchina perché protestava. Sì, è il rigore sempre dopo quello di ieri. C'è anche un colloquio fra Gattuso e Riccio. Di Lorenzo. Ma io pensavo che un rigore non ce lo fischiavano, invece dai, ce l'hanno dato. Però voglio ancora non è finita la partita, ricordiamoci che anche se vinciamo questa non siamo in Champions, dobbiamo sempre vincere col Verona, capito? Bisogna sempre tenere attenzione a 1000, sempre stare alert, mai dare nulla per scontato, che ancora non è finito niente. Rimane lì il Napoli, ma sempre Oggi non c'è Giardino. Ma mi dice è espulso Dragoschi? Già letto. Yuri Dragoschi avrà detto qualcosa, infatti. Juve fuori dalla Champions, onore Napoli, ciao Cesare. Grande Cesare, ancora non è fuori comunque. Come avevo detto, c'è ancora la partita, l'ultima giornata. Cioè. Andrea dice meritiamo noi, giusto? Gennaro, grande Gennaro, fatto maggiore il nostro Insigne è sempre infallibile. Vai Napoli, grande Napoli. Ragazzi, lasciate like per sostenere il canale, condividete, se volete fate una piccola donazione. Vai Insigne, grande il capitano. Mi è arrivata un'altra maglia del Napoli, l'azzurra di questo anno. Adesso Argentina 10, Napoli 25, Borga, Barça 10 e Milan 25. Se continua. Vai Fabian, bella. Vai. Signore. Ma palo, puro palo. Vai. Mamma mia. alle traverse, signore, aiutami tu, pala traverse, ma non potrà si spumallare. Ma così meno oggi non fanno cazzo, fa tutti Insigne fa. Ciao Top, grande Top. Vincenzo da romanista Forza Napoli, grazie Vincenzo, grazie mille. Ci vorrebbe una buona bibita per raffreddare un po' lo stress. Ciao Top, palo, sì, roba attraverso pure palo Insigne. Non ci credo, no. Di Lorenzo. Zielinski, ancora per il numero 22. Con Gattuso che scalpita lì vicino. Ragmani, Napoli che vuole mostrare tranquillità, scioltezza nel proprio possesso palla. Bakayoko però deve allargare, rischia Yusai e la perde. Bulgar, vai giù, dai! arriva De Caceres, la palla per Castrovilli, si sovrappone Biraghi, rientra Politano, prende il pallone
Vai Napoli, vai! Vai Di Lorenzo, vai! Vai Osimhen, mangiatelo! Vai Insigne! Ma fai sempre la stessa cosa, vattene un po' a sinistra, no, sempre rientra sul destro, mannaggia, mannaggia, top. Chi è il giocatore che sta giocando meglio? È Insigne, Insigne, però anche se qui, boh, sbagliato. Comunque anche Zielinski sta giocando bene ora, Ciao White. Io Quadrato, ieri Quadrato ha rubato un rigore. Sì. Questo invece è il rigore. Racciana Insigne, ma ribadito in porta dal capitano del Napoli al 56esimo minuto. Un rigore sbagliato, un gol, 2 pali, insomma, partita protagonista per Lorenzo Insigne. Sì, perché si prende la responsabilità sempre, no? Vuole sempre il pallone nei piedi. Sì, comunque mi aspetto sempre di più da Zielinski, che può essere molto più incisivo sulle partite. Oggi non è che abbia fatto chissà che cosa. Fabiano mi sta piacendo. Yusai mi sta piacendo. I centrali, Rachmani, grande partita di Rachmani, ragazzi, oltre a Insigne. Abbiamo parlato di Rachmani che veramente è diventato una sicurezza lì dietro, mi sta piacendo. Altro che Maximovic. Grande Federico. Vai, vai Osimhen, mangiate. Vai, vogliamo il gol di Victor. Bello. Vai, Signe. Vai, Zielinski! Piotr! Zielinski! Piotr! Zielinski! Piotr! Vai! 2-0 Napoli! Vai, voglio vai! Sessantaseiesimo. Grande. Cazzo, Zielinski si un mostro. Ma anche Insigne che pallone gli ha dato. Insigne, mamma mia. Capitano, sta a fare una grande partita. Capitano, così ti voglio, capitano. Eccola Giada, eccola. Dolores, ciao Dolores, buongiorno e forza Napoli, si gode, si gode. Io te l'ho detto, secondo me, mamma mia, stiamo facendo pazzi. Zelu, si gode, Zelu. Non ci speravo oggi, bravi ragazzi. Quando vai, il sogno si sta per avverarsi, ma abbiamo ancora l'ultima partita, ragazzi, aspettate. Vai Giada, grande, vai, si gode. Tutta la squadra secondo lui ne trae beneficio, così è stato. Poi è vero che c'è stato un rigore di mezzo, però appunto la squadra è andata ancora più forte. E comunque la Fiorentina è pronta a fare tutto tranne che mollare. Basta minuti a producere il Napoli con il campo molto funzionale. Insigne ecco il terzo portiere del Napoli di Ita Contini, che è stato ammonito. Guarda avanti, Pezzella. Cerca la corsa di Mendy, ma è troppo lungo, torna a bordo campo la Federica Zini. Per concludere il discorso proprio sull'esultanza e ovviamente della andiamo dai, la prossima è con il Verona, quindi sì Manuel. Scusa, Ribéry,
Mai sottovalutare, non ma sottovaluta niente. Sì, quello sì, però non bisogna sottovalutare niente, voglio. Rosario testa, sì. Secondo me tutto questo nervosismo anche dei giocatori della Fiorentina è per la partita della terza, no? Tanto dovuto a quello, perché quando si perde una partita con uno scatto così importante hai il senso di rivincita. Il dio del calcio esiste, grande Ciccio. Grande Ciccio, ragazzi, supportate il canale del mio amico milanista, del mio fratello milanista. Un bacione Ciccio e forza Napoli, grande Ciccio. Sei un grande, sei un grande. Forza Napoli, cam. Attenzione, voglio. Schiattamma la capo. Gli schiattamma la capo. Ma che gol ha fatto Zelu? Ma che pallone gli ha dato Insigne, mamma mia. Che giocata Insigne, del capitano. Grande partita del capitano. Stiamo scendendo pazzi. Troppo pazzi, mamma. Troppo pazzi. Troppo pazzi per Napoli. Aiuto, agito, mettete like che la portiamo a casa, e così è stato. Schettiamo a capo, stupendo il gol. Stupendo il gol di Zelinski. Devono andare in Europa League, tu mi hai capito? Andai là, se ne andai per forza là. Si luta. Vai Napoli. Ma no, guarda, ma che è successo? Fiorentino, ma che è successo? Ma ti piace la stick? Ma mangia la stick? Ma quando è buona la stick? Grande Napoli, dolore panz. Abbiamo fatto un dolore panz. Tenderista Palermitano, grande Napoli, grande Nunzio, un bacione, forza, grande Nunzio. Alberto, un rigore che non c'era, ecco lì, cominciano a chiagnere. Ragazzi, supportate il canale lasciando un like e iscrizione pure al canale per chi non è iscritto. E se volete fare una piccola donazione, un piccolo caffeino, una piccola birra o una pizza per Napolilla, c'è PayPal in descrizione. Così offrite qualcosina a Napolilla, visto che Napoli sta vincendo. Ecco, visto, avete capito? Ah, ok, posso. Ma Napoli facciamo terzo. 3 ne fa 6 all'andata e 3 al ritorno, va bene, a metà dai, perché giochi in casa, te ne diamo 3 perché stai giocando in casa, va bene. Vai Ali Napoli Ali Napoli Ali Ali Napoli Ali Napoli Ali Napoli Ali Napoli Ali. Zelinski è stratosferica che giocatore voglio. Juventus in Europa League. Può darsi. Ma comunque manca ancora una giornata, Stiamo cicando. Yes. Ammonito continuo per eccellenza risultati. Napoli che prepara la prima mossa e sarà il Ciuti Lozano, però prima c'è questo calcio di punizione sul mancino di Politano. Si può andare per Aviso. La battuta di Politano a cercare il Bakayoko che abbassa il pallone addosso a Venuti. Bonaventura cerca di farlo uscire, non ce la faccio per Terracciano. Comunque tante volte sui calci da fermo, no? Appena i giocatori del Napoli la Fiorentina è messa bene, ma non riescono poche volte a intervenire sui palloni. Poi vanno sulle seconde palle, sono Juventini? però come primo impatto riescono sempre a giocatori del Puttana. Napoli. È stato un problema stagionale. Juventini? Vai! Insigne sul pallone regalato gentilmente dal centrocampo viola. Insigne cerca Osimhen con passaggio che va verso l'esterno. Vai Osimhen. Che pallone. Vai Insigne. Napolitano. Vai Zelinski, ma
Caro Brunde. Va bene, va bene. E stiamo schiacciando. Mo. Ah, mannaggia la miseria. Rigore, Paolo dice, rigore c'era, stupido, il giocatore da... Grande Paolo e Forza Napoli, canale iscrivetevi, voglio. Paolo, interista sicuro, sto tifando per il Napoli più di ieri. Inter, grande interista, grazie mille fratello. Lautaro Martinez quarta, grande Lautaro, grande Lautaro. Grande Lautaro. Viene a Napoli, Lautaro. Spaziale. Vai Ciuchi Ciuchi, vogliamo anche il gol del Ciuchi Ciuchi, Ciuchi Ciuchi. Ancora un 4 ore, voglio ancora un 4 ore. Ci abbiamo vinto la partita, abbiamo portato 3 punti pesanti alla casa. Forte però, voglio mai calare l'attenzione, manca sempre 15 minuti. È vero che loro hanno l'uomo in meno, però mai calare l'attenzione. Anche Mertens, Ciruz Mertens. Vogliamo il gol di Ciruz Mertens. Saluto affettuoso per il Cagliacon che andrà a rimpiazzare Buonaventura. 349 partite Napoli per José Cagliacon, 82 gol, 7 stagioni con 2 Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Un grande simbolo dell'era recente del Napoli. E da Cagliacon, mamma mia. Io sei nei nostri cuori sempre. Grande Zielinski, Piotr, il polacco, Zielinski, Piotr, il polacco, Zielinski, Piotr, polacco, Zielinski. Ce l'abbiamo solo noi, Piotr, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Troppo forte Zielinski, c'è un mio amico juventino che lo paragona a Betancourt. Ma che è Betancourt non è nemmeno un tacchette Zielinski, ma stiamo pazziando, dai, ma finiscila proprio. Chi su casa Sambriaco, compagno tuo, scusa ma Sambriaco. Andrea Stefanelli, il commentatore tedesco di DAZN, ha fatto i juventini malandrina. Malandrina, casa caruta. La pedenzia. Andrea, ho letto che ieri sera i commentatori inglesi ridevano per rigore concesso alla Juve. Mi dispiace, Fiorentina, oggi ti è andata male la bistecchina. Voleva fare gol, voleva segnare in da porta, voleva. Al massimo ti mangi l'uliva. Sì, ridevano di brutto il video. Vittorio, ma godevi la vittoria invece di pensare sempre a offendere gli Juventini. Ciruzza e Ciughi. Ci manca pure con le Victor. Dai Osimhen, dai. Luciano Rocca, ciao Luciano, sono milanista, mandate a casa segnare hobby scorretti. Forza Napoli, simpatica seconda squadra. Grazie Luciano, sì, e manderemo a casa. Grande Luciano, speriamo anche per il Milan questa sera che vince, così a Juve fuori Racing. Guardate, è chiuso nell'albergo di Torino a Famboc. Ragazzi, chi non è iscritto al canale vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, supportare sempre il canale. Una piccola donazione a Napoli, un caffeino, una birra, una pizza, una banana, un caffè, quello che vuoi, io ce ne vuoi. Vai Napoli, va. Insigne ad anticipare Cagliacon è una società che negli anni ha prodotto tantissimo. Osimhen, vai a scima pazzo, mamma, fallo, brutto questo. Ammonito. È brutto quello là, è brutto. Pezzilla, non fare la monella. Dov'è l'albergo? Dov'è? Non trovo la bistecca, non la trovo. Dov'è la bistecca?
di prendere palla, oppure ti fai prendere palla ma scaricare la palla diventa più semplice il dopo. Entrata ancora su Osimhen, ma le conseguenze non sono tanto per la scivolata in piazzetta quanto per la caduta. Come si gode. La predica viene da voi. Mamma, sei uscito pazzo. Sta scendendo pazzo Vittorio Ricci, sta scendendo pazzo. Perché la Juventus, perché un Napoli è una pezza. Juventino non è uscito pazzo da capo. Ma Insigne fa gol. Ora E adesso un altro calcio di punizione. Rispetto alla punizione del primo tempo, perché ha giocato molto bene il Lecce. il capitano ha fatto una grande partita. Ma che stagione pazzesca del nostro capitano Insigne. Che stagione ha fatto Insigne? Ma di cosa stiamo parlando? Che immenso il capitano. Come si fa a criticare un giocatore come Insigne? Se può dire che rompe un cazzo ogni tanto sempre con chi lo tira a giro, però non si può criticare. Dolores dice: hit papà, che la Juve è più forte di Napoli, visto che Patame è Juventina. Oggi hit, voglio sapere dove siete forti. Ma Ricciangelo l'ha pato, ma Ro siete forte. In danzalata siete lasciati in danzalata, là siete forte. Oppure una spruzzata di limone. Se la Rubentu si chiama così, una ragione vi sarà o no, Vittorio? Boh. Voglio stai offendo tu, Attenzione, la Fiorentina ha preso Quadrato e Golum Chiellini della Rubentu. Ora entra in campo. Ma quando sono brutto, anche io. Dolores. José dice: a Juve sono legge a difendere e offendere. Sì, vabbè. Napoli, l'attenzione con la Fiorentina. Ancora. Gli stiamo schiattando a capo, voglio 2-0. 2-0. Gli stiamo schiappando Ucraina. Gli stiamo schiattando Ucraina. Ucraina. Gli stiamo a prendere la cervella. Gli stiamo a prendere la cervella. Ha già pronta la sostituzione con Kwame che prenderà il suo posto. Sì, e che fa Kwame? Che è un giocatore Kwame? Esiste ancora Kwame? Ma danno pigliato, perché è vero che è venuto Genova, ma che è un giocatore Kwame? Non mi è mai piaciuto. Poi vedi che ci fatto vedere giocate importanti oggi, Anche oggi. La classe è sempre la stessa, il passo ovviamente di qualche anno fa, però sempre grande qualità. Sempre anche grande mentalità, se è uscito bello caldo. Liberi. Yusai nelle ultime partite mi ha sorpreso in positivo, ragazzi. Sta giocando bene Yusai, ma veramente. Sì, magari 2-2, sì. Ma era visto su film Armando, dai. No. Come belle, come belle. Deve raggiungere quella maturità che questo ragazzo Fuori. sta bruciando le tappe e come deve seguire. Prendere l'esempio non ha tenuto il pallone in campo Vlahovic. Gattuso manda sul terreno di gioco Petagna al posto di Osimhen. Ho visto urlare aspetta all'indirizzo di qualcuno. Finisce la partita di Osimhen che non ha segnato neanche oggi, però direi che voto altissimo, e anzi il fatto che abbia avuto questo tipo di incidenza senza fare gol dimostra la completezza, il potenziale di questo attaccante. Potenziale pazzesco di questo ragazzo qua, perché dopo me, ma i nostri amici Juventini, Andrea dice Armando Lu, il Napoli è in forma. Ciao, saluti da Palermo. Ciao Leandro, saluti a te, la bella Palermo. 0-3 per il Napoli, forza. Ormai è nostra, l'abbiamo portato a casa.
Ora finita sta partita, testa al Verona, che ci manca solo quella partita per raggiungere il nostro obiettivo stagionale, cioè la Champions League. E Gattuso, se raggiunge la Champions, si merita la riconferma, anche se penso che ormai andrà via. Parlate italiano, per favore, non metti... Avamo Claude. Napoli, ale, Napoli, ale. Di Lorenzo aspetta il movimento dei compagni, lo sanno che gli offre Tre, vuoi, cagnato per un serpente sta sempre camerone e mai conceso. il pallone attaccato ai piedi. Vai bagaglio, vai. Però questo tipo di giocate le sa fare molto bene, è la sua caratteristica. È la sua caratteristica. Parte della squadra. Vai Fabiano. Ah no, così no, ci hai regalato un pallone. Mamma Manolas, che partita. Manolas e Rachmani, grande partita. Grazie mister Noè. Amico, ma sei mai venuto a Palermo? Si mangia alla grande e ci sono posti bellissimi. No, però ci voglio venire di sicuro. Ci voglio andare, voglio visitarla perché deve essere bellissima. Me ne hanno parlato. Me ne ha parlato lui, che è juventino, ma è di Palermo. È bellissima Palermo, deve essere bella veramente. Mamma. Sai che c'è? Mi batte il corazon. Ho visto un grande Napoli. Ehi, mamma, innamorato su. Mamma. Sai perché? Mi batte il corazon. Ho visto un grande Napoli. Ehi, mamma, innamorato su. Mamma. Sai perché? Mi batte il corazon. Ho visto un grande Napoli. Ehi, mamma, innamorato su. Ah, si gode. Che colore. In un mondo che non ci vuole più, canterò di più. In un mondo che non ci vuole più, canterò di più. Buona napoletana e tanta roba, che ne sanno al lato. Rachmani, ottima prestazione, giustamente. Ci ha fatto pure procurare il rigore per la strada della vittoria Rachmani, non ci scordiamo. Rachmani è un degno sostituto di Koulibaly, no come che lo scarpare Maximo, giusto Pasquale? Ti piacciono le canzoni napoletane? Un casino. Aleandro, grande Rino Gattuso. Federico, le foto non si possono mandare qua in chat, volevo far vedere la classifica. Contro Juve pure ha fatto una partita grande, se mi ricordo bene. Rachmani è un bel difensore. Infatti al Verona ha fatto bene. Ha fatto una grande stagione al Verona. Vai giù, state calma, andaggi da... Mando Napoli, ci vediamo a Scafati. Ma sì, Scafati, sì, grande. Il mio cantante preferito da 15 anni è Tony Colombo. A te piacciono le sue canzoni? Sì, certo che mi piace. Amo, ti aspetta all'altare, appena arriva lontano ti voglio vedere, con quanta lacrima ancora. Canta dai, my God. Oh mamma, ho visto Maradona, vuoi innamorato su.
Giulia Bianca, ciao Giulia e forza Napoli sempre. Ragazzi, vi invito sempre a lasciare like, iscrivervi al canale e condividete con i vostri amici, cane, gatto, topo, non ci manca, più nessuno, solo non si vedono i zebriotti Juventina, perché un Napoli sta vincendo. Ma allora, Luigi Colomano, Magico Napoli, Alessandro Forte, testa alta Verona. Come si fa? Come si va? Ciao Panic, forza Napoli ragazzi, forza Napoli, ci stiamo portando a casa la vittoria, una vittoria importantissima. Voglio. Ormai qui siamo al 90esimo, 4 di recupero. Fuori. Vai. Si va la Champions. Ancora no, ancora no. C'è sempre la partita da giocare in casa col Verona, però siamo messi bene, eh? Siamo messi. Mamma ti aspetta lontana, non è mai sposa. La Lega ha segnato ufficialmente l'autogol a Venuti, quindi non è arrivato il gol a Zelischi, hanno dato l'autogol a Venuti, ok. E i Juventini stanno nascendo pazzi, mamma, sono usciti pazzi dentro la cap. Mamma, si è uscito pazzi, siamo usciti pazzi, non capiamo più, ma che cazzo è successo? Ma che ha fatto ma che cazzo ha fatto ma penso scusa, ma che cazzo ha fatto? Amo ti aspetta a Natale. Come si gode. Facciamo pace un'altra volta che a te vengo già a pigliare. Come gode. Come si gode. Se paria, voglio se gode, come ricci. Che la sfugliatella a bocca si gode, voglio che la sfugliatella a bocca. Con una bistecca. Fallo, calcio rivoluzione. Vai. Che dice? Andiamo in Champions. Ora abbiamo ottime speranze, molto avvantaggiati. Siamo al 90%, dai, in Champions. Non sottovalutiamo la partita con il Verona, però. Per quello, non dobbiamo sottovalutare la partita con il Verona. Akis Diogan, chi è il tuo cantante preferito? Napoletano Rosario Miraggio. Più mi fa male, più voglio provare che le cose indifferite fa. Non so capace qui di cancellare. Vai! Vai Napoli, vai! Soprattutto nel primo tempo, sbloccato con Insigne. Piotra. Su questo 2-0 può valere tantissimo nella stagione dell'Azzurro. Foto insieme no, però sono andata al concerto. Ai concerti sì. No, vai, pure un pedaglione e trasuta, Vai che è venuto. E il Napoli batte la Fiorentina 2-0. Vai Napoli, vai! A un passo dalla Champions, grande Napoli. Dove trasmetti? Di dove trasmette?
Dolores, ha più bella canzone Rosana e fammo sta con te. Fammo sta con te, solo con te. Grazie, Wagyu. Ragazzi, vi mando un bacione e vi ringrazio a tutti per essere stati qui in live con me. Niente, ci becchiamo alla prossima live, la prossima settimana con il Verona, Napoli-Verona, lo stadio di Armando Maradona. Vi ringrazio ancora tutti, un bacione grande e forza Napoli sempre. E Juventino, mocco limone, anzi, a bistecca, mocco con tutto o limone. E con questo è tutto, ragazzi. Buona domenica a tutti, amici. Da Napoli, l'87, come sempre, voglio forza Napoli. Mi raccomando, vi aspetto nel post partita. Ora farò il video, vi aspetto nel post partita. Ciao Agliù e buona domenica. Forza Napoli sempre.